È la tua esperienza di vita che fa musica, è quello che vivi che fa musica. Se tu stai a casetta tua a suonare la scaletta, non fai musica, fai una cosa che probabilmente altri 8 milioni di persone al mondo sanno fare. Le persone che incontri, le cose che fai, rispecchiano poi la tua essenza musicale. La parte che mi emoziona di più della produzione è proprio il condividere la fase creativa con l'artista, aiutare l'artista a produrre e realizzare al 110% quello che è in testa. In America quando vai su un locale il gruppo suona pensando sono il miglior gruppo del mondo, suono la miglior canzone del mondo, i musicisti con cui suono sono i migliori compagni musicisti del mondo, sto suonando sul più bel locale del mondo con il più bel pubblico del mondo. Io ho visto il Viper, cioè il locale dove sono nati tutti, il batterista con le bacchette e Charleston fuori dalla porta di servizio era lì fremente di voler entrare e dare tutto quello che poteva, no? Bentornati a Campus Cast, il vostro podcast preferito con forti accenti veneti e grosse propensioni internazionali. Oggi partiamo da Venezia. Certo, sì. E con una simbolica gondola musicale, con... Ok, sì? Nessuno mi aveva mai dato dalla gondola però. Un traghetto, un vaporetto. Peggio ancora. Peggio ancora. Vabbè, dai. Ci spostiamo con Marino De Angeli Sì. dalla laguna, dalla laguna, da Venezia, e ce ne andiamo in giro per il mondo a suonare. Sì. Ben arrivato, benvenuto. Grazie. Marino, benvenuto Grazie. a Campus Cast. Grazie a lei. Ci ritroviamo a British School Bassano del Grappa. Poniamo attenzione, come ti ho raccontato prima, a tematiche internazionali, a professioni, a persone, a passioni, soprattutto per capire come, partendo nel nostro caso, nel tuo caso appunto da Venezia, dal Veneto, si arriva in tutto il mondo con la musica. Con la musica, con la produzione, con l'intento, con la voglia di fare, la passione. La passione è uno dei nostri target, ok? Sì. Riuscire a mantenere la passione e farla diventare professione. Fanno anche rima, non a caso, ma cerchiamo appunto di dare un'impostazione su quello che è, in particolare il come ci si riesce. Ma Marino, appunto, parti da Venezia. Sì. Ma Venezia? Sì, In tanti Venezia. chiedono. Sì. Venezia, è nato in campo Santa Margherita, diciamo, forse un po' più un posto un po' più noto rispetto alla mia calletta dove... Però ecco, Venezia mi è stato un po' d'aiuto a livello così, emotivo. È una città che trasmette cultura, trasmette quello che probabilmente a Venezia a livello di arte, di bellezza, probabilmente altri paesi neanche si sognano in tutto lo Stato. Quindi io ritengo molto fortunato, perché anche solamente attraversare Venezia, camminare Venezia, al tramonto, attraversare Venezia e conoscere soprattutto, tornando al topic principale, tante culture, no? Cioè Venezia, essendo una città ricca di turisti, già da bambino vivi assieme agli americani, ai francesi, ai tedeschi, qualsiasi provenienza, che è molto cioè, che è assolutamente quasi impossibile se vivi in un paesino, no? Quindi per me è stato facile pensare che poi Venezia era solamente il posto dove ero nato, ma poi mi sarebbe... È il posto che ti ha formato. Tu sei, oltre a essere musicista e produttore, l'abbiamo già citato appunto nella nostra breve intro, sei anche formatore. Certo, insegno, Sì. produco, ma insegno produzione, insegno chitarra. Noi in quanto vocazione scolastica, in quanto vocazione appunto di formazione linguistica, ci troviamo molto spesso a confrontarci con altri insegnanti, con altri formatori. Il diventare insegnante appunto prevede ovviamente una certa competenza nella materia che vai ad insegnare, ma anche una certa esperienza in questa. Assolutamente. Adesso, da dove parti? Perché abbiamo capito che parti da Venezia, ma il tuo percorso, una volta passato il ponte e arrivato sulla terraferma? Ho girato. Spesso dico, questa è la mia 14ª casa, credo, che in questo momento dove sto vivendo, quindi di posti ne ho vissuti. Ne ho visti e vissuti a Bologna, dove ho studiato al DAMS, arte, musica, spettacolo. Lì ho trovato insegnanti incredibili, da Umberto Eco, a Nanni, a
a Clementi, insegnanti che... Stai buttando giù assi non indifferenti. Sì, ma lì sono anche momenti di fortuna della vita, no? Cioè adesso per esempio il DAMS sarà comunque un ottimo posto dove studiare, però non esistono più quel tipo di insegnanti. Quindi nella mia vita dico spesso sono stato fortunato perché ho incontrato nel momento giusto persone giuste, e poi chiaramente ho cercato di sfruttare, forse è brutta la parola, però insomma capire il momento, sfruttare il momento e usarlo per crescere, che è la cosa principale. Per fare delle scelte. Per fare delle scelte, Sì. per fare delle... Interrompiamo momentaneamente il nostro podcast per ricordarvi che questo episodio vi è offerto da Alchimie Venete, una rete di professionisti che sviluppa progetti orientati alla valorizzazione del territorio, l'arte e le competenze locali. Alchimie Venete aiuta aziende, istituzioni e comunità a raccontarsi meglio, attraverso la creazione e sviluppo di eventi, video e podcast legati alla memoria, la sostenibilità e l'identità culturale. Se anche tu credi che comunicare bene significhi costruire connessioni vere e lasciare un impatto duraturo, scopri il loro lavoro su alchimievenete.it. Alchimie Venete, cultura, territorio, visione. Noi cerchiamo di invitare appunto persone, figure, professioni appunto che ci dicano quali sono le scelte che hanno fatto e quali sono i criteri che li hanno portati a fare quelle scelte. La scelta più grossa l'ho fatto subito dopo. Ho deciso di dire, ok, avevo studiato un po' al conservatorio, avevo studiato all'Università di Bologna, non è quello che sto cercando. Dove sono i migliori insegnanti del mondo? Qual è la più bella scuola del mondo? Per quello che stavo studiando io? Hollywood. E lì sono andato. Fa un po'... crea un po' di pathos. non volevo essere così, romanzare così sta cosa, però vabbè. Fa parte della tua narrativa, sì, anche questo. Siamo un podcast che racconta storie vere. Okay. E lì è stata, a livello di storie vere, lì è stato un enorme cambiamento per me. Uno, non sapevo l'inglese, quindi iscrivermi in una scuola in America con un inglese quasi ridicolo, e adesso si pensa... Mi viene da dire con un inglese imparato solo nelle canzoni, forse. Magari. No, veramente pessimo. E in un momento storico, io non sono più giovanissimo, si vede, in cui io la scuola l'ho vista su una foto, mi sono iscritto, un mio amico batterista americano ha fatto la telefonata e mi ha iscritto a questa scuola. Io avevo una foto di questa scuola, sapevo gli insegnanti, sapevo chi studiava lì, chi insegnava lì, e basta. Mi hanno chiesto di fare un provino su cassetta, cosa che ancora è una cosa che è diventata vecchia come i dinosauri. Metteremo un link nella sinossi di questo episodio per spiegare a tutti coloro che non hanno mai avuto in mano o sappiano cosa sia una cassetta, cos'è un'audiocassetta. Anche se sta tornando di moda. E niente, sono andato lì con la speranza, perché lì speri, perché senti parlare di questa scuola, senti parlare di questi insegnanti meravigliosi, di questa realtà incredibile, però più di una foto non avevo, poco più. E lì è stata super tosta, è stata davvero super tosta. Io ricordo le prime 2 settimane della mia vita a Los Angeles, forse le più dure della mia vita, perché mi dovevo confrontare con un modo di vedere diverso. Non avevo l'appartamento, perciò ho dovuto, col mio inglese orrendo, capire come si affittava un appartamento. Capire come aprire la luce, acqua, gas. Posso chiederti un numero? Che anno era? Stiamo parlando del 92. 92. Okay. Quindi Los Angeles più bella, poi anche lì un'altra fortuna. La più bella Los Angeles della storia, che potessi avere, perché era la Los Angeles della musica. La musica la vivevi soprattutto appunto nel mio ambiente, la vivevi ovunque, i negozi di CD. Era un negozio di vestiti, un negozio di CD, un negozio di qualcos'altro, un negozio di CD. Locali dove si suonava il Troubadour, il Viper, Whiskey a Go-Go, erano i locali storici dove erano nati i Guns N' Roses, dove erano nati
I gruppi che, cioè io avevo 22 anni e perciò ascoltavo, sognavo, quando avevo 15 anni sognavo come tutti quanti, no? Con la chitarra davanti allo specchio, di far finta di essere loro, cioè normale, cioè non siamo musicisti perché abbiamo questa passione, abbiamo voglia di trasmettere, abbiamo voglia di immedesimarsi in questi artisti, queste star, lì ero lì e non solo, studiavo con loro, perché poi questi insegnanti erano in realtà i chitarristi di queste band, prima studenti, poi diventati insegnanti, quindi ho studiato con i più grandi, ho studiato con Frank Gambale, Scott Henderson, nomi, non sfodero tutti i nomi, però erano tutti artisti che nella top 10 dei musicisti mondiali, che erano gli insegnanti. E ho vissuto una Los Angeles meravigliosa, però, ripeto, le prime 2 settimane capire cos'è Los Angeles, senza che nessuno, e non c'era possibilità di ricerca su Google. Non si sapeva cosa volesse dire Google. No, non si poteva telefonare a nessuno, a chi telefonavi. E io ero andato lì un paio di settimane prima proprio per capire. Ci ho messo un bel po' anche a capire come poter avere un affitto o un appartamento, che era completamente diverso da come funziona in Italia, perché suonavi il campanello di questi stabili enormi e dentro c'era un manager e lui ti proponeva quello che era libero e lo vedevi da fuori se c'erano ci ho messo del tempo a capirlo, chi me lo spiegava? Ero da solo. Come si fa a capire che per avere un appartamento devi suonare un campanello? Però poi io questi ricordi, insomma, sono formativi, no? E dico, se posso dare un input è proprio questo, cioè alla fine il pensiero umano, la mente, quando si ha la voglia di fare, quando si ha la grinta, ma come dire, l'energia, la voglia proprio di arrivare, ci si arriva, anche se nessuno te lo spiega. Sarà un istinto di sopravvivenza, esatto. Sarà la voglia proprio, il desiderio, il sentire che ti arde nel dire per imparare a diventare un ottimo musicista, devo farcela. Devo suonare quel campanello, anche. E lo devi capire, ma lo capisci, cioè è incredibile, io ogni tanto ci penso, non mi ricordo perché ho imparato che si Anche di simbolico tutto questo. Sì, mi ha formato, me lo ripeto spesso, suona quel campanello, no? Sì. Cioè del tipo, ci sei arrivato una volta, continua a arrivarci, basta fare quella cosa lì. Non serve che qualcuno più semplice, ding dong, ok, per poi riuscire a fare una sinfonia. Esatto, sì, formarti una vita, e sono piccoli gesti, è un gesto banalissimo che fai tutti i giorni, ma non ci arrivi che lo devi fare per attivare una cosa completamente diversa da quello che è il tuo pensiero, no? la tua esperienza. Vivi un'altra esperienza facendo lo stesso gesto, facendo la stessa azione. Quindi suonare col campanello è una cosa che spesso mi dico, ma ripeto, non mi ricordo chi me l'ha spiegato, come l'ho capito, oppure ho visto qualcuno che lo stava facendo e chiedendo un affitto all'appartamento, ho detto, forse si suona. Non mi ricordo, però mi ricordo che si faceva così. Okay. E l'ultima volta invece sono tornato 10 anni fa, invece per lavoro, le cose si erano completamente cambiate e funzionava ovviamente su internet. Solo online, molto spersonalizzato. Sì, bisogna mandare anzi il conto in banca, dimostrare di avere... le cose sono totalmente... Sappiamo come funziona adesso. Però America, Italia, sono tornato in America, ho vissuto... vari paesi, adesso sono a Treviso, ok, quindi vivo nel Trevigiano. Nel Trevigiano, bene. Da veneziano, i trevigiani e veneziani di solito no. Però... io sono trevisano. E invece ho trovato in Treviso forse la mia realtà, è proprio bello. Hai trasformato questa tua passione in professione. Sì. Ok, in professione non soltanto da un punto di vista di musicale, di musicista, ma anche di produttore. Sì. Quindi 2 diversi stadi della produzione musicale, dell'esecuzione musicale e della produzione musicale in questo caso, e anche dell'interazione con quelli che sono gli altri artisti che cercano in te il coordinamento, l'arrangiamento, la sostituzione, molto spesso anche dei consigli, ok? Assolutamente. Come, e sarà la domanda che ti farò più spesso durante questa chiacchierata, come è successo il passaggio da chitarra a mixer?
e poi da mixer a quello che c'è stato dopo. No, in realtà sono sempre state due strade parallele. Ho sempre Convissute? Okay. Io a 16 anni mi sono preso il mio, allora era l'Atari 2 mega, cioè 2 mega era proprio il processore, la velocità del processore, quindi stiamo parlando di qualcosa che probabilmente era poco più di una calcolatrice. Per riuscire a comporre, perché già a 16 anni facevo jingles pubblicitari per la Cineteca regionale, e suonavo, già a 18 ho iniziato a insegnare, quindi le 3 professioni in realtà che ho sempre portato avanti parallelamente sono l'insegnamento, la produzione e il chitarrista e il musicista, con flussi dove ho più suonato e meno prodotto, oppure più insegnato, meno registrato, così di questo tipo. In questo momento per esempio mi sta tornando la voglia di suonare, spero di avere più possibilità possibili. Però sì, diciamo la produzione, in realtà la parte che mi emoziona di più della produzione è proprio quello che stavi dicendo tu, il condividere la fase creativa con l'artista, aiutare l'artista a produrre e realizzare al 110% quello che è in testa. E l'ambiente, diciamo, dello studio di estrazione spesso invece porta chiaramente a non avere può portare a non avere delle performance perfette perché si è presi un po' dall'ansia. Quindi il produttore, la mia figura è quella di prendere l'artista e accompagnare lungo il lato compositivo ma anche esecutivo, quindi metterlo perfettamente a proprio agio, ma dare l'attrezzatura giusta, dare ogni singolo di ogni singola cosa il consiglio giusto, capire la personalità. Devi essere mentore in questo caso, anche lì l'elemento insegnamento, infatti esatto. Se vuoi insegnare devi saperne della materia che vuoi assolutamente, insegnare. Infatti spesso mi dicono ma sai tutto della batteria, sai del pianoforte. Sì, non è che lo so perché mi sono messo lì a dire adesso studio quella cosa lì perché poi te la trasmetto, ma perché per me è conoscenza, è consapevolezza del mio mestiere. Io penso una cosa, probabilmente insomma non sono l'unico a pensarlo, ma è una cosa abbastanza che la conoscenza è alla fine l'unica cosa che nessuno ti può rubare, no? Io mi posso comprare un bene, posso comprarmi una macchina, la macchina mi si può rompere, me la possono rubare, ma quando io ho imparato qualcosa nessuno me lo può rubare. È una cosa che resta con me, o non mi si può rompere, non lo posso perdere. È una cosa che resta, è l'unica cosa che mi può rimanere, no? E quindi un po' strutturato in realtà tutta la mia carriera su questa cosa qua. Adesso non vorrei fare tipo il guru, che non lo sono assolutamente, però nel mio modo di vedere le cose, cioè per esempio mi alzo alle 5:30 di mattina, perché così posso studiare. Ancora adesso per me studiare è il momento più bello della giornata, perché fino alle 9 di mattina quella è la mia fetta di tempo che dedico a me. E poi mi sarà utile come consiglio, mi sarà utile come insegnante, mi sarà utile come musicista, poco cambia. Quella giornata intanto gli ho dato un valore, il valore della conoscenza. Dopodiché, durante è una delle nostre parole magiche in questo caso, che sembra talmente svalutata, giusto per giocarci anche, ma il poter dire concedo a me stesso il conoscere qualcosa in più, l'imparare qualcosa in più, l'apprendere, il correggere anche in alcuni casi. Perché è il mettersi in discussione che ti dà la possibilità di migliorare o di fare quell'errore che dici bene, non lo farò più. Esatto. Senza per forza di cose confrontarsi con gli altri, perché spesso il confronto porta a degli errori sbagliati. Cioè il crescere per il gusto personale di sapere. Di contro, un'esperienza, un artista, un collega che ti ha dato una svolta, che ti ha insegnato di più, che ti ha segnato magari. Perché abbiamo parlato di te intanto, ma vorrei capire anche tu nel tuo contesto professionale. Sì. Con chi hai avuto a che fare e chi di queste persone con cui hai avuto a che fare ha avuto un impatto particolare nella tua professione e nel tuo essere anche. Guarda, io ho avuto, come ti dicevo, tantissimi insegnanti, ok?
L'insegnante più cattivo, più brutto, più fastidioso di tutti, a cui tutta la scuola stava antipatico, non faccio il nome, no. Puoi farlo. Oh. Vabbè. È stato uno dei più grandi chitarristi che sia esistito, si chiamava Joe Diorio, di una cattiveria estrema. Proprio entravi in classe sua e lui già ti faceva capire che eri nulla, ok? Ti dava da studiare cose impossibili, ma veramente impossibili. E quindi la settimana dopo si partiva in 30, diventavano 15, diventava 7, diventava 2 e alla fine ero rimasto solamente io, no? E una volta resiliente, direbbe qualcuno, in anni più recenti. Ma come ho detto prima, cioè, ho imparato a suonare sto campanello, sono qua con Joe Diorio davanti, cosa faccio? Lo perdo? Quando ci tornerò mai più a parlare con lui, quando avrò mai più la possibilità di studiare con lui, no? E lui in realtà di musica mi ha insegnato quasi nulla. Ti devo dire la verità, non ho un ricordo di qualcosa musicale che ho detto, beh, questo me l'ha insegnato, ma mi ha insegnato qualcosa di forse un po' più importante, dicendomi delle cose che sembravano completamente assurde per me in quel momento e le ho capite molto dopo. E ero rimasto solamente io e mi ha dato del materiale per studiare la settimana dopo, cioè probabilmente neanche in un mese riuscivo a studiarlo, no? E io gli ho detto in inglese, il mio inglese insomma, che cominciava a diventare dignitoso, ma come faccio? E mi ha detto una roba molto semplice, studia il doppio. Che a me non, ho detto vabbè, questo è un vecchio, ormai è andato, lascio stare, e infatti non sono più andato, forse l'unico rimpianto della mia vita. In realtà a quel tempo ho capito, dacci su quello che fai più possibile e se non ci arrivi veramente pensa che puoi fare anche il doppio. Ma in realtà questo va a combinarsi con un'altra frase, vabbè, sembrano frasette che però ognuno poi nella vita viene influenzato, no, da delle cose. E una volta io invece gli avevo chiesto prima, bella quella frase che hai fatto, musicale, che scala stai adoperando? Cosa stai adoperando? E mi ha dato un'altra frase di quelle proprio, vabbè, è andato. Ed è, ma lascia stare le scale che adopero. Scendi e guarda un fiore che sboccia. Ho detto, sì, ciao. Cos'è sta roba qua? Boh. Ma era un jazzista o un maestro? Un jazzista grandissimo. O un maestro zen? No, è zen. È un personaggio, guarda, era sempre lì con la sua chitarra che suonava dalla mattina alla sera, era lì sulla sua stanza, ogni volta passavo e vedevo lui. È uno che ha scritto delle pagine incredibili di musica, quindi dici, boh, potresti veramente tu uscire e andare a vedere il fiore che sboccia, no? E invece... E poi con il tempo ho messo insieme i due pensieri e ho capito un po' quello che avrei dovuto fare, che è il balance delle due cose. Il fiore che sboccia, lui mi voleva dire, guarda che non è la scala che fa musica, è la tua esperienza di vita che fa musica, è quello che vivi che fa musica. Se tu stai a casetta tua a suonare la scaletta, non fai musica, fai una cosa che probabilmente altri 8 milioni di persone al mondo sanno fare. E vivi un'esperienza, esci. Il jazz è vita, il jazz, il blues è vita, anche il pop è vita. Qualsiasi cosa è le persone che incontri, le cose che fai, rispecchiano poi la tua essenza musicale. Quindi questa è una cosa e l'altra è lo studio, se non ti basta, raddoppialo. L'insegnamento che ho imparato io è che la vita è esattamente a metà, riuscire a trovare il balance tra vivi la vita e studia. Continua la tua conoscenza e però non puoi essere sempre a casa 24 ore al giorno, ma devi anche vivere delle esperienze. E quella è la cosa più difficile. È assolutamente. Riuscire a trovare l'equilibrio è la cosa più difficile. Sì. Perché tantissimi poi artisti che ho conosciuto si sono persi perché vivono solo troppo indie e altri perché sono i musicisti troppo tecnici da cameretta, li chiamano, sì. I musicisti da cameretta, e quindi si sente anche quando suonano che non hanno nulla da dire, non c'è anima in quello che propongono.
sono da cameretta, ok? E quindi lui è stato un grande insegnante, però vedi, io almeno prendo anche spunto da frasi, da idee, ma come tutti, no? Cioè, leggiamo un libro, a volte ci fermiamo su una piccola frase e quella ci cambia alcune cose, no? Un insegnante, una persona con cui ho lavorato ultimamente, un regista e un artista molto importante, ha lavorato anche con Kubrick, ha fatto lui produttore musicale, e mi ha detto una frase meravigliosa, che stavamo producendo un disco, stavo facendo tutte le mie parti, fa: pensa alla più bella cosa che potresti fare su questo disco. Ho detto ok, buttala via, perché probabilmente quella è una cosa che o hai già sentito o comunque fa parte del tuo inconscio, è una cosa che noi abbiamo già sentito. Mi diceva sempre: spaventami, cioè fai qualcosa che dico ok, come produttore la produrrei perché è talmente fuori dai miei schemi che probabilmente... E abbiamo fatto un disco meraviglioso perché è totalmente fuori da quelli che sono gli standard, è piaciuto molto ed è una cosa che è un bel insegnamento, no? A volte prendi, e l'ho appreso 2 o 3 anni fa, quindi non è che si smette di imparare. Cioè, okay. E lo spaventami inteso come dammi qualcosa di nuovo, cioè sorprendimi. Fammi talmente paura, mi terrorizzerebbe l'idea. Sfidami in un certo senso anche. Sfidami. Bellissima sta frase, bellissima. Bello, cioè, proprio ma anche l'idea di prendi la prima cosa che la più bella, pensa alla più bella arrangiamento, buttalo via. Quello non serve. L'essere invece necessità produttiva, in certo senso, perché la musica, nella produzione musicale è anche non solo musica, non è arte, non è solo arte, ma è anche produzione, quindi c'è bisogno di venderla. Ok, sì. Ok, entriamo nel lato... È un po' una domanda scomoda, me ne rendo conto, ma a che compromessi sei arrivato? Se sei arrivato di compromessi, nel senso non imporre il tuo gusto, non imporre quella che magari era la tua idea di quello che dovesse uscire e dire, tu hai citato all'inizio i tuoi inizi di carriera, ancora a 16 anni, comporre dei jingle che ovviamente erano dei jingle che dovevano piacere al pubblico, dovevano servire, dovevano essere utili. Servire, essere utili, piacere al pubblico non necessariamente corrisponde con il mi è piaciuto farlo. Ecco. No, sì, sono d'accordo, però sì, restiamo sempre che sto facendo, anche se faccio qualcosa per terzi, per conto terzi, rispettando quello che è il gusto di chi mi commissiona il lavoro, chiaramente sto suonando, non sto facendo un lavoro che non mi piace, sto suonando. Stai facendo meccanico, voglio dire. Così. Che è anche un bellissimo lavoro, tra l'altro, però sì, sto facendo qualcosa che mi piace. Voglio dire, non è, se non è quello che hai studiato tu, non è quello esatto. Quindi già mi sento fortunato e dico, faccio quello che mi piace, sono sereno, mi alzo la mattina. In realtà in questo momento, stavo guardando l'altro giorno, quasi 1000 brani, 1000 Q si dice, non sono 1000 brani, 1000 parti su 13 serie televisive, su 1000 puntate di 13 serie televisive stanno usando musica che ho scritto io. Quindi di cose ne ho fatte. Puoi dire qualche nome di qualche serie? Sono serie che in realtà in Italia vanno su Alpha, su Max, mi viene in mente World Poker Series, che è la serie televisiva girata, penso, a Las Vegas sul poker. Ok. Loro in realtà mi commissionano, l'ho fatto per alcuni anni, mi è divertito molto, mi commissionano dei brani famosi e mi dicono fammi un sound alike, cioè qualcosa che suona tipo, perché chiaramente poi ci dividiamo in qualche modo i proventi e le royalty. Quindi lì in realtà mi capitava di tutto. Mi capitava, suonami un pezzo tipo Metallica, suonami un pezzo tipo acid jazz. Però sai, alcune cose erano le mie corde, altre no. Però mi ritenevo fortunato. Bello. Questa cosa poi emozionerà, andrà, fa la colonna sonora di qualcosa che la gente vedrà. Alcune cose sono state utilizzate anche, non dico per sigla, ma comunque in momenti volte televisiva, quindi voglio
va bene, ok, va bene nel momento in cui ti commissionano e fai quello che ti piace. Nel momento in cui ti chiedono un aiuto come produttore, lì ho un po' questa visione qua. Quando mi chiedono dammi una mano, io dico sempre, io ti do una mano per arrangiare, per comporre, per fare. Io non sono una divinità, il mio è un gusto e cerco, quindi quello che dico non è perfetto, non è per forza che ti farà né vendere né avere il brano più bello del mondo. Assieme ci confrontiamo, se non ti piace quello che ti propongo, buttalo via senza neanche dirmi perché l'hai buttato via. Non mi interessa, vuol dire che qualcosa che ho detto non fa parte delle tue corde, non fa parte... Io ti do delle proposte, tipo un sacco di volte mi propongono brani che chiaramente in questo momento sto cercando di capire come funziona il mercato, purtroppo. Tipo in questo momento i brani non possono essere più lunghi, dovrebbero essere più corti di 3 minuti, mentre negli anni 70 si facevano anche brani di 7 minuti, ma adesso purtroppo con i vari talent la gente ha l'attenzione di 1 minuto e 20 perché più di una strofa e un ritornello non propongono, quindi la gente ha ristretto l'attenzione, non ci possono essere più gli intro, gli outro perché non c'è più il DJ per radio che deve parlare di lanciare il brano, ok, ma il brano lo si prende, lo si mette sulle proprie playlist, quindi deve partire subito. Quindi mi propongono magari brani che hanno 1 minuto di intro e il ritornello entra dopo 3 minuti e la prima cosa che dico, guardate, non funziona si più. stufano prima di arrivare a quello che è il esatto. hype Quanto tempo dà la gente ai brani, quanto tempo dà alla propria arte? Questo è un discorso un po' pesantino anche da fare, però è esistenziale, stiamo derivando verso quello. E la gente mette quanto ti dà? 3 secondi? Quanto facciamo? Ma anche anch'io lo faccio, quanto do a un artista nuovo? 3-4 secondi? Ok. Deve acchiapparti proprio. Mai sto lì a dire no, è proprio brutto, però aspetto. No, nessuno lo fa. No. Quindi gli si dà 3 secondi, 5 secondi. Quello che cerco di non convinco mai, spiegare o dare una mano, dare un consiglio è che poi l'arte che producono sia fruibile e sia apprezzata. Questa è una delle domande che volevo farti, infatti, nei tuoi passaggi anche di insegnamento. Quali errori cerchi di suggerire che possono essere evitati fin dall'inizio, che possono essere magari fatti ma che non siano dannosi in questo senso nel momento in cui ci si pone l'idea di produrre musica? Lì, sai... possono essere tanto errori tecnici quanto errori, come dire, cito di nuovo l'esistenziale in questo caso. Allora, a livello musicale la cosa più importante che bisogna trasmettere quando si fa musica è la propria energia, ok? Che sembra un discorso un po' così, però in realtà è proprio è l'essenza. Nel momento in cui si è vuoti come artisti e si è solamente copia di qualcun altro, si ha l'unica cosa, l'esigenza di vendere o l'esigenza di apparire, l'esigenza di... Scusa se ti interrompo, ma se posso, intuisci subito che un brano, un arrangiamento è generato da intelligenze artificiali perché manca di questa energia. Se sei abituato ad ascoltare musica, sgammi subito il non c'è energia in questo, l'ha fatto l'AI. Ma per forza, perché l'AI fa solamente il confronto tra milioni, tutta la discografia e ne fa una media. Ok, quindi non è che pensa metto energia, come fa a mettere energia? No. Ok, quindi il musicista, l'artista, quando compone e quando realizza, se si priva della fase proprio umana, se si priva anche dell'errore, beautiful mistake, no? Qualcuno diceva, l'errore, forse Hitchcock, ma non vorrei dire una stupidaggine, quando l'attore nell'errore crea qualcosa di più bello del copione ed è beautiful mistake, lascia lì, ok? È quello che l'intelligenza artificiale probabilmente si spera almeno non farà mai, mentre il compositore il musicista fa, l'energia che mette, ripeto, è la cosa che io cerco sempre
spingere, e quindi il primo errore che si potrebbe fare, il primo errore che cerco di evitare che l'artista fa, o anch'io, ok, quando sono sul palco non ho la convinzione, ecco, una cosa che ho imparato in America, e qui in Italia si capisce poco secondo me. In America quando vai su un locale, il gruppo suona pensando, sono il miglior gruppo del mondo, suono la miglior canzone del mondo, i musicisti con cui suono sono i migliori compagni musicisti del mondo, sto suonando sul più bel locale del mondo con il più bel pubblico del mondo. Qua in Italia quando si suona, che canzone orrenda che sto suonando, il batterista mi sta un po' antipatico, ma sto locale nessuno batte le mani perché... questa è la differenza. Un'attitudine. È un'attitudine. Opposta, sì. Allora, io ho visto artisti che mi dicono ma sto locale non ha neanche il dove ci si cambia, non ha... Io ho visto il Viper, cioè il locale dove sono nati tutti, il batterista con le bacchette e il Charleston fuori dalla porta di servizio per entrare, per salire sul palco, ma era col Charleston le bacchette fuori dalla porta di servizio per strada, ok? Perché non c'era spazio di movimento dentro. Perché non c'era proprio dentro, sì. non ci sono i camerini, ok? Però non vedeva l'ora di entrare e non stava lamentando, sto posto, il Viper, non c'è neanche il camerino, ok? Era lì fremente di voler entrare e dare tutto quello che poteva, no? Okay? Qua, mi ha dato neanche l'acqua gasata, volevo l'acqua gasata invece che l'acqua naturale in camerino. E la grossa differenza è l'energia che si può capire quando si va, ecco, tornando un po' al topic quando si vivono delle esperienze, si va fuori, io non mi lamento mai se non mi danno da mangiare, La cosa che mi interessa è salire sul palco, dare tutto quello che ho. Torniamo all'elemento professionale, perché appunto in questo caso hai citato alcuni contesti in cui effettivamente ci si chiede ma come hai trovato questo tipo di lavoro? Okay? Cioè il cliente o l'ingaggio, come ti è arrivato? Sai che non lo so se è fortuna all'inizio, riuscirà... Perché è uno dei grandi come, sì, ok? Come hai fatto diventare la tua passione una professione? Una professione prevede il fatto che qualcuno effettivamente ti paghi a un certo punto, e quindi abbiamo parlato del processo di creazione, abbiamo parlato del processo di creazione della tua figura professionale, anzi delle tue diverse figure professionali, ma effettivamente come ti è arrivato il lavoro? Allora, all'inizio stiamo parlando che c'erano ancora i dinosauri fuori, quindi quell'esperienza lì probabilmente adesso, infatti, se proprio devo essere sincero, tutti i produttori che sto formando nei miei corsi di music production, eccetera, do dei consigli legati al momento, perché se si guarda come la fortuna o il modo in cui sono partito io, non è legato al momento attuale, cioè gli studi di stazione ce n'erano 10, adesso alzi una piastrella e trovi uno studio di stazione. Quindi lo studio di stazione era un ambiente unico, era lo studio di stazione. Adesso la cameretta con il computer e 2 cassette è lo studio, quindi tutti adesso abbiamo uno studio. In realtà prima si andava in studio e c'era un'attitudine, un'idea, una preparazione, perché quello era un ambiente un po' così, sacro, no? Anche. Sacro, sì. Ok? Cioè vado in studio. Adesso vai in studio, vai in camera di qualcuno, probabilmente nel salotto di qualcuno, e ha queste cassette. Quindi è cambiato completamente. Adesso, se dovessi dire come sono partito, ho creduto in me stesso, solamente mi sono fatto come tanti, un mutuo in banca, sono comprato le attrezzature, non dormivo la notte per studiare come adoperare queste cose, e ho cercato subito di dare un valore a quello che stavo facendo, cioè non sono mai stato tanto dell'idea che all'inizio devi essere sottopagato per poi un po' alla volta crescere, no, come anche quando mi propongo come musicista, questo è il mio valore, ok? Se vuoi ci sono, ti do il massimo, se no mi dispiace, non abbiamo la stessa linea di pensiero. Quindi, stessa linea di valore. Stessa linea di valore, probabilmente, sì, mi dai un valore diverso da quello che
che sono magari, perché so quanto ci ho sofferto per arrivare in quel punto lì. Quindi prima di aprirlo ho cercato chiaramente di avere un livello professionale che valesse quello che chiedevo. Credo di esserci riuscito, ho cominciato a fare dei prodotti che hanno funzionato e chiaramente funzionava ancora il passaparola, perché il solito discorso non c'era Google, e quindi dove hai registrato sto disco, lì chi mi ha seguito, abbiamo fatto delle belle cose, alcune cose sono venute bellissime, alcune cose sono venute medie, buone, anche poche, ma qualcosa anche brutto, per carità, tutti, fa parte del processo, lì si impara magari perché è venuto brutto, perché magari mi sono relazionato male io, ho capito male, oppure l'artista in realtà neanche... It's time for question time, Okay. la nostra nuova rubrica di questa fantastica terza stagione di Campus Cast. Eccoci qui. Funziona in questo modo. Ok, ci vorrebbe la sigletta qua, però dovrei fare una siglettina. Ci siamo dimenticati di portare una chitarra stavolta. Ti chiederemo un jingle per questo momento. Ok, faremo un jingle per questo momento. Ve lo proporrò. Allora, io ti do sia penna che... Ok. targhettina. Allora faccio io la domanda. No, questa è la domanda ok. che tu dovrai fare ad uno dei nostri prossimi ospiti. Mentre questa domanda che ti faccio adesso, che è la nostra domanda conclusiva, è quella che arriva dai nostri passati ospiti. Ok. Ed è estremamente esistenziale. Aia. C'è qualcosa oltre questa vita? Leggera come domandina. Vero? Proprio appoggiata facile. Sì. Semplice, Proprio, semplice. tac, così. La risposta da... easy. Da cercare su Google. Adesso si può. Ok, farai una ricerca. Allora, mamma mia. Se vuoi faccio un attimo una betta veloce. Scappo un attimino dalla domanda, do una risposta un po' parallela. Io non so se c'è qualcosa dopo. So sicuramente che lasciamo qualcosa. Questo sì. Io penso che siamo una forma di energia, no? Ok. Lo si capisce, lo vivo tutti i giorni, cioè c'è la persona, l'artista che mi arriva o trasmetto dell'energia o non trasmetto dell'energia, l'abbiamo già detto prima, mentre chiacchieravamo. E sono sicuro che lasciamo dell'energia. Lasciamo dell'energia che magari la viviamo in proprio noi, come ricordo, come cose, però si lascia qualcosa. Perciò dove si va non lo so, però so che anche dopo continuiamo a esserci, volendo. Però dipende da quanto uno ha trasmesso anche. Quanta no? energia residua lasci in questo mondo. Esatto. Okay. Tradotta in opere, musica, Quello ricordi. Quello che è, anche affetto, qualsiasi cosa che sia riconducibile all'energia, no? Pensiero, anche solitudine, cioè aver vissuto in solitudine però aver lasciato un messaggio, anche messaggio, ecco, è comunque qualcosa che si lascia. Quindi produrre, fare, significa anche lasciare. Poi dove si va? Non lo so. Non ho più idea. Ti lascio a lasciare una domanda per uno dei nostri prossimi. Va bene, la fanno ancora più difficile. Falla ancora più difficile, deve essere engaging, deve essere una sfida anche questa. Ok. Nel frattempo io ringrazio tutti quanti i nostri followers, anche tu. Certo. No, io, anche quello che lui okay. Che è la prima volta che ci segue. Ah, ok. Ecco. Ero preso, ero concentratissimo. Se vuoi anche tu puoi salutare proprio quel follower. Quello? Lui. Quello lì, ok. Mi raccomando. Di là. Ah, di là, ok. Ringrazio Alchimie Venete per il supporto tecnico, Luca, Riccardo e Paola per l'enorme lavoro che stanno facendo dietro le camere, dietro i microfoni e anche a supporto social per quanto riguarda la conoscenza che diffondiamo, le curiosità che vi portiamo. Suggeriamo di cliccare sulla campanella, come hai detto tu, suonare il campanello digitale questa volta, non in periferia a Los Angeles, ecco,
per riuscire ad essere aggiornati in tempo reale sulle nostre pubblicazioni, sui nostri ospiti e perché no poter diventare anche nostri ospiti in una delle prossime puntate. Certo. Ringrazio Marino per Grazie a te, il grazie. contenuto fortissimo, energetico che ci hai dato in questa occasione e ritiro la domanda. Certo. Anzi, se vuoi La metto qui. inserirla direttamente Bene. in question time Question box. time. E ti saluto. Ciao. Grazie, veramente. Ciao. Grazie. Grazie a voi. Ottima.